Buongiorno a tutti ed eccoci di fronte ad un'altra noiosissima, avvincentissima partita del match per il titolo mondiale di quest'anno. Innanzitutto perché abbiamo detto che la partita è noiosa? Allora, sappiate che la tensione alle stelle, nessuno dei giocatori vuole rischiare, qua è un match. Perché Carsten gioca sempre in maniera più noiosa in un match anziché in un torneo? Ok, perché in un torneo uno non sta giocando contro il suo avversario, uno sta giocando per vincere un torneo come vogliono fare questi giocatori dell'Elite, uno sta giocando contro gli altri concorrenti, loro giocano tornei chiusi tra di loro, dove magari giocano tutti contro i 10 migliori al mondo e vince chi fa più punti. Quindi se Carsten gioca contro il Nepomniachtchi di turno, non sta giocando solo contro Nepomniachtchi, deve anche cercare di fare più punti dell'altro giocatore che è più in forma di tutto il torneo. E quindi qua bisogna prendere più rischi di perdere perché bisogna massimizzare a vincere, perché non bisogna fare più del 50% dell'avversario, bisogna cercare di fare tantissimi punti per arrivare prima appunto degli altri giocatori, perché ci sarà qualcuno che vince, no? Su 10-11 giocatori. In un match invece non dobbiamo, per esempio, non so, magari su un torneo da 9 turni, magari per vincere, non so, deve fare 7 su 9, 8 su 9, 7 e mezzo su 9. Poi in un match, invece, se uno vuole vincere, deve fare su 14 partite. Ok, in un torneo su 14 partite magari uno vince con 12 su 14, il secondo fa magari 11 su 14, per esempio, ma in un match uno potrebbe vincere con 7,5 su 14, un mezzo punto più del 50%. Oppure uno potrebbe pareggiare il match e vincere nelle partite lampo. Ecco perché qua si gioca solo contro gli avversari, quindi bisogna cercare giocare a degli scacchi scientifici, minimizzando il rischio. Si gioca, non so, per esempio, nel match passato, Sergej Karjakin, lui e i suoi sponsor hanno speso più di 1 milione di euro per preparare il match tra secondi, super computer, un team di russi che, come sempre, no, anche all'epoca di Fischer, già in tutto il 1900, i russi, il governo investiva tantissimo appunto per preparare i propri giocatori, avere i migliori analisti, preparatori di apertura durante il torneo. Quindi si gioca contro un giocatore super preparato che ha preparato soltanto contro l'avversario, si cerca di evitare problemi e di sondare il terreno. Quindi, prima di vedere questa partita, accenno che Nepomniachtchi ha un approccio molto scientifico, si fida molto della sua apertura, mentre in questa guerra di trincea sembra che Carsten da bianco stia provando, per esempio, nel secondo turno, la prima partita in cui Carsten ebbe il bianco, Carsten giocò di 4 per vedere cosa gli giocò l'avversario e poi dopo questa partita di donna giocò la catalana. Nella quarta partita, la seconda dove Carlsen ebbe il bianco, Carlsen invece provò i 4 per vedere cosa aveva in serbo Nepomniachtchi, ovvero l'apertura russa, un'apertura che non la Petrov o russa, e quindi adesso sicuramente in questi giorni di riposo o già dal secondo turno i secondi di Carlsen cappeggiati dal danese Peter Heine Nielsen staranno con supercomputer cercando nuove idee con queste aperture, perché c'è tutto un lavoro dietro le quinte per questo match mondiale, team e team di analisti. Ok, detto questo, torniamo a noi. Eh, ok, potrei anche dire che per esempio, parlando magari dal lato economico, Carsten per esempio, come anche non so, come per esempio anche in altri sport, no? Magari, non so, nel tennis, Nadal, altri giocatori, loro più che con cioè, i premi dei tornei sono le briciole di quelli che guadagnano di più magari con gli sponsor, con le pubblicità,
anche Carlsen e Nepomniachtchi guadagnano molto di più con gli sponsor, con le applicazioni, non so, Carlsen magari con Chessable, Chess24, con Play Magnus, e quindi gli serve di più l'asset che essere campione del mondo, e quindi magari per rimanere campione del mondo, se anche c'è più di 1 milione di euro in palio, non è tanto che vogliono questo 1 milione, magari sono anche disposti, il titolo è più importante, sono disposti a investirlo tutto in analisti, no? A tutti i loro secondi, a supercomputer che mettono sotto controllo il gioco del loro avversario per essere campioni del mondo, avere altri guadagni pubblicitari in altri aspetti. Comunque, ok, torniamo a noi, torniamo alla partita, anzi, sì, iniziamo la partita. Nella partita del quinto turno Nepomniachtchi giocò i 4 e Carlsen giocò i 5. Ok, nell'ultimo match contro Caruana Carlsen si era preparato la Kalashnikov, chiedo scusa, la Ivesnikov, una siciliana, questa siciliana che poi ha giocato anche per un paio d'anni, questa siciliana, la Ivesnikov, che ora probabilmente per lo stile di Nepomniachtchi ha abbandonato, e quindi ha giocato E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Ecco, qua per esempio è già l'apertura spagnola o Rui Lopez, e qua ci sono molte scelte, per esempio ad alto livello si gioca spesso cavallo F6, la cosiddetta berlinese, che ha fama di essere pattaiola, no? Però Kars probabilmente, cioè non oso pensare, la super preparazione, no? Che in un match per il campionato del mondo Nepomniachtchi avrà speso appunto sulla berlinese per trovare nuove strade per il vantaggio, quindi Carlsen gioca a 6, tira a 4, cavallo F6, arrocco, senza paura di perdere 4 che porterebbe alla spagnola aperta, tira E7, la spagnola classica, torre E1, B5, alfiere B3. A questo punto, chiaro, perché dopo che il bianco ha giocato torre 1, il nero deve giocare B5, perché ora che il pedone in E4 è difeso, ora il bianco si minaccia alfiere per C6, cavallo per E5, cosa che prima non minacciava, perché c'era sempre E4 sospeso. Quindi ora il nero fa B5, alfiere B3, nero arrocca, quindi a questo punto, dopo per esempio, C3, che è la mossa più giocata, qua Carlsen ha la possibilità di giocare il Marshall, il Marshall è una dei gambetti, una delle aperture più conosciute, che appunto è stato inventato da Marshall, che perse contro Capablanca nel suo primo tentativo di giocare questo gambetto, ma ora è considerata una delle linee migliori, e quindi Nepomniachtchi ha giocato altre mosse qui. Ora al primo turno giocò H3, dove Carlsen aveva giocato cavallo A5, che è una linea che non è quasi mai giocata, che viene considerata, che Nepomniachtchi ha detto che era scorretta, perché perde un pedone, no? Quindi un pedone, no? Però visto che Nepomniachtchi è un giocatore molto aggressivo, Carlsen sapeva che con la coppia degli alfieri per un pedone, appunto questa era la prima partita, qua con un compenso puro e posizionale, poi giocherà C5 a due magnifici alfieri. Carlsen già sapeva che avrebbe messo in crisi il suo avversario, perché appunto Nepomniachtchi è più un giocatore d'attacco, no? Cioè, ovviamente è fortissimo, però all'interno della sua forza è ancora più forte nello sfruttare vantaggi dinamici, attaccare così. E mentre Carlsen in queste posizioni noiose è bravissimo sia a sfruttare i vantaggi noiosi e vincere, ma anche a difendere posizioni leggermente svantaggiose. Quindi, per evitare cavallo a5 o altre rogne, altre novità di Carlsen, Nepomniachtchi gioca a 4. Qual è l'idea di A4? L'idea di A4 è che se il nero gioca B4, perché ora c'è una tensione, il bianco minaccia di prendere in B5 perché il nero non può riprendere per via della colonna A. Quindi praticamente se il nero gioca B4, il nero cede caselle, per esempio il bianco può giocare D4, se il nero tiene il centro, a questo punto, non so, magari il nero potrebbe anche prendere, poi magari questa casella potrebbe servire per i pezzi bianchi, si potrebbe giocare per esempio cavallo C4, oppure alfiere C4 e cavallo B3, insomma la debolezza della casa in D4 è un pochino
fastidiosa, diciamo, per il nero. Per questo probabilmente Carlsen non ha mai giocato B4. Nel terzo turno alfiere B7 era stata giocata, e dove Carlsen non ebbe nessun problema, anzi tutti i commentatori hanno detto preparazione perfetta. Nel terzo turno Carlsen aveva fatto una patta senza problemi. E perché non ha ripetuto alfiere B7? Ok, quando gli viene chiesto a Carlsen perché non hai ripetuto alfiere B7 se era andata così bene, Carlsen disse non ho ripetuto alfiere B7 perché volevo essere il primo a sorprendere. Diciamo che sicuramente Nepomniachtchi avrà dato a Potkin, Potkin fortissimo giocatore russo, ex campione d'Europa, che è stato secondo di Karjakin 4 anni fa, che avrà altri secondi che lavorano per lui, avrà messo alfiere V7 sotto il microscopio, avrà analizzato tutto, e quindi per evitare preparazioni, per evitare sorprese che prima o poi ci sarebbero state, Carsten cambia per primo. E ovviamente anche Nepomniachtchi aveva guardato Torre B8 perché, come ha spiegato Nepomniachtchi, uno deve, in un campionato del mondo, uno deve considerare tutte le alternative decenti dell'avversario. A questo punto Carsten disse che pensava che Torre B8 avrebbe pareggiato facilmente, sapeva di avere una che avrebbe, ciò avrebbe portato posizioni un po' più passive, ma così facendo Carlsen pensava di ottenere la parità perché, ripeto, non è un Open, un torneo chiuso con tanti giocatori dove Carlsen deve vincere sia da bianco sia da nero. Carlsen ha bisogno di fare mezzo punto in più dell'avversario. Quindi perché Carlsen deve cercare di rischiare con il nero che è in svantaggio? Quindi Carlsen voleva pareggiare da nero per poi giocare da bianco, ma la situazione che si è venuta a trovare dopo Torre B8 è diventata più spiacevole di quanto Carlsen credesse. Quindi a per B5, ora il bianco ha la colonna aperta, H3. Ok, quindi notiamo, voglio tornare un attimo indietro, nella partita del primo turno Nepomniachtchi aveva giocato H3 alla mossa 8 senza questo procedimento a 4 torre B8 per B5, ed era stata giocata a cavallo A5, no? Ora con l'inserimento di A4 che ha aperto la colonna A, la torre potrà attivarsi in futuro nel lungo termine lungo la colonna A, anche se ancora non ci sono case disponibili, ma uno dei vantaggi ovvi per esempio è che ora per esempio cavallo A5 per ovvi motivi non è possibile, perché è in presa. Questo è uno dei benefici, ma il beneficio è anche che, anche se per esempio il cavallo ora controlla a 7, la torre non può piazzarsi in 7, ma magari in un finale, magari tra 20 mosse nel lungo termine, questo sì sarà possibile. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ora Nepo gioca D6, Carlsen gioca C3, no, ora Carlsen gioca D6 e Neppo gioca C3 con l'idea di 4, ecco qua, a questo punto B4, che il bianco ha la colonna A, il nero vuole avere la colonna B e cambiare l'ala di donna per semplificare la posizione il più possibile. A questo punto Carlsen gioca D3, Nepomniachtchi gioca di 3 e di 4 forse un pochino più attiva, e dopodiché il seguito per avere la parità secondo la pratica, secondo le poche partite che sono state giocate in questa posizione, è cambiare tutto e giocare di 5. È vero che il bianco può ottenere un vantaggio centrale con E5, ma il nero ottiene un eccellente cavallo in E4 con posizione più o meno pari secondo i forti computer. Ok, Nepomniachtchi non optò per D4, optò per D3, Carlsen cambiò, ora l'ala di donna è stata liquidata, D5. Ok, il nero ha più centro, però è probabile che nel lungo andare, nel breve andare, il nero sarà costretto a effettuare questo cambio, perché sennò un giorno magari Nepo cattura in D5 e D5 diventerà debole. Quindi Carlsen prende e non vuole assolutamente sbilanciare di per. Ecco, questa posizione è un po' più piacevole per il bianco, magari perché questo alfiere è molto attivo, la casella in C4 è più facilmente occupabile. E Carlsen gioca alfiere D6, ecco qua Nippo ha detto
Entrambi i giocatori avevano detto che il nero dovrebbe pareggiare, ma bisogna fare alcune mosse precise e Carlsen non ci è riuscito. Lui stesso l'ha ammesso. Alfiere di 6 è una mossa che dà ai computer in questo tipo di posizione, ma in questo momento probabilmente non è la più precisa. Donna C2, H6. Adesso arriviamo nel punto critico della partita. Cavallo F1. Il cavallo può andare in C4, ma può anche andare in G3, molto tipico perché dove tiene sotto tiro queste due caselle. Cavallo E7, è anche tipico nell'italiana giocare cavallo E7 G6. Tra l'altro avevamo visto in una partita, penso della Coppa del Mondo, in una partita di Carlsen avevamo visto Carlsen giocare questo piano nell'italiana dove mise il cavallo in G6 per andare in F4. Avevamo già visto appunto dei piani simili e i cavalli sono piani anche classici, i due giocatori li mettono in atto, alfiere E3 sviluppando l'ultimo pezzo e donna E8. Ok, a questo punto c'era una mossa critica che è C4. Nepo non la giocò, Nepo giocò torre di 1, che non è la migliore. Ecco, e perché giocare C4? Poi gli venne chiesto a Nepo se giocò C4 per magari spingere ancora di più il pedone. E entrambi i giocatori avevano considerato questa mossa. Sembra che sia la mossa chiave che può mettere il nero sotto pressione, può ottenere un vantaggio e il vantaggio da leggero potrebbe trasformarsi in netto. Questa mossa, perché Nepo non gioca questa mossa? Allora, Nepo pensava a varie cose qui. Allora, pensava che la sua posizione fosse in generale vantaggiosa e quindi non sapeva bene che tipo di vantaggio scegliere. Pensava a cose molto aggressive e questo appunto è una cosa dove Carlsen ha capito molto bene. Qua Nepo cercava idee aggressive nel suo stile, voleva fare i sacrifici, ci raccontava nella conferenza stampa, ma non riusciva mai a organizzare quest'idea, poi H6 è facilmente difendibile. Gli sarebbe piaciuto a Nepo cambiare l'alfiere campochiaro prima di fare C4. Di fatto giocare C4 sembra antiposizionale. Perché sembra antiposizionale? Perché il bianco rende il proprio alfiere cattivo chiudendolo. E la cosa che però bisogna dire è che C4 è provvisoria, questo pedone avanzerà in C5 per forza, con il pedone in C5 il nero sarà molto ristretto. E diciamo che Carlsen era molto preoccupato da C4, si rese conto che sarebbe stato peggio con C4 e dopo che non venne giocata in partita, venne giocata a torre di 1, Carlsen tirò letteralmente un sospiro di sollievo, aveva capito che il peggio ormai era passato e con esso le chance di perdere questa partita. Ok, dopo C4, vediamo un po' cosa succede. Diciamo che nero blocca C5. A questo punto il bianco attiva l'alfiere e l'alfiere potrà piazzarsi nella magnifica casella D5. Notiamo che se il nero, diciamo che il nero vuole cambiare l'alfiere, allora il bianco prende e il bianco ha un potentissimo pedone passato, il cavallo, una casella forte in C4, questo alfiere è orribile, è un mostro di bruttezza, l'alfiere e il bianco avrebbe un vantaggio schiacciante. E diciamo che altre mosse come alfiere di 7 non sarebbero state soddisfacenti, il bianco può iniziare l'occupazione di queste caselle. Diciamo che ci sarà un cambio di questi pezzi, no? Lo alfiere ora è inchiodato perché c'è la donna dietro, quindi venendo meno questo alfiere, il bianco potrà manovrare i propri cavalli verso F5, verso D5, ora già si minacciano cose varie, la presa in D6, magari potenzialmente sacrifici e poi portare la donna in attacco, quindi già il nero è sotto una fortissima pressione, l'alfiere in D6 ora sì che è cattivo. Se il nero non avesse giocato C5, cosa avrebbe potuto fare? Non so, magari su C6, o che il bianco gioca C5, ha guadagnato spazio, i pezzi neri sono ristretti, torre A7, poi si vuole manovrare il cavallo in C4, il nero è già in crisi nell'area di donne. I motori suggeriscono mosse con alfiere 6, donne 6, però tipo anche alfiere 6. Ora si vuole evitare C5 perché c'è l'alfiere in presa, ma il bianco sposta il proprio alfiere attaccando la donna, poi spinge in C5, l'alfiere si ritira, alfiere C6 e diciamo che il nero è già sotto una certa pressione, no? A questo punto il bianco magari vuole entrare in settima, vuole raddoppiare sulla A, magari mettere il cavallo in F5 e diciamo che il nero deve faticare se vuole portare a casa la patta.
Quindi questo era il momento critico più critico di tutta la partita. Dopo torre e di 1, Carlsen gioca bene. Alfiere 6. Carlsen sapeva che di stare un po' peggio, di essere un po' più passivo, ma sapeva anche di non avere grandi debolezze. Dopo alfiere 6 ne può mantenere alfiere. Alfiere di 7. Carlsen vuole cambiare i pezzi perché rischiare con il nero. Da bianco rischiò Carlsen nella seconda partita, però non è il momento di spingere questo, secondo l'attuale campione del mondo. Alfiere per E4, donna per, ora un cambio di pezzi, torre A8, mister cambio, giustamente perché per la strategia da torneo gli serve. Finora ha sempre avuto ragione Carset, ma secondo me vince questo match infatti perché sta giocando bene, da nero è solido, da bianco sta esplorando e prima o poi gli troverà un buco se non l'ha già trovato. Che chissà Peter Heine Nielsen come sta lavorando e che gli troverà. Ok, a questo punto il bianco gioca torre A1, torre per, il bianco ha la colonna, ma il bianco è un po' più attivo, la casa in C4, la torre può penetrare in A6, in A7, ma il problema è che il nero ha molte poche debolezze, C7 è un pedone isolato, ma c'è questa bellissima conformazione dove questi pezzi si difendono reciprocamente. Dopo torre B8, torre A6, cavallo E8, re F1, il bianco centralizza il re, il nero rimanovra i cavalli che magari vanno in E6, cavallo C4, cavallo F5, puoi giocare cavallo C4, il bianco si attiva il più possibile, ma il nero si difende ed è una fortezza impenetrabile la posizione nera, non ci sono debolezze. F6, a questo punto Nepo giocò C4, mossa che criticò dopo la partita, perché disse che sarebbe stato meglio spingere il pedone in H5 senza spingere in G4 e poi avere magari la casa in G4 per i propri pezzi, non so, magari per il re o per un cavallo, però c'è anche da dire che su H4 Carsten avrebbe potuto giocare lui H5, poi magari G6, no? Senza lasciarsi fissare i pedoni. Ok, G4 venne giocata, a questo punto H4, notiamo che se si cambia tutto, qua dopo torre per D6, C per D6, penso che la partita sia fatta, non ci sono debolezze, non c'è nulla per cui giocare, il nero sta fermo, magari mette il re in D7, in C6 a seconda dei casi, e la posizione è una fortezza impenetrabile per entrambi. Il bianco qua giocò H4 per spingere in H5 e fissare questi pedoni, ma ahimè non è abbastanza, quindi troppo scientifico qua. Cioè, no, ovviamente ci sarebbero state delle chance di vincere, un giocatore più debole sarebbe collassato da nero, ma un giocatore con la grande tecnica difensiva di Carson no. E probabilmente, ok, un giocatore gioca perfetto, un motore avrebbe giocato C4 prima nel momento critico, mettendo sotto pressione il nero, però molto difficile giocare C4, antiposizionale, intuitivo. Ora, ripeto, continuo a insistere su C4 perché non c'erano altri momenti critici per provare a sfruttare il vantaggio. Re 2, cavallo di 6, Carlsen vuole cambiare tutto e ciò avvenne H5, alfiere F8, a questo punto il cavallo difende l'unica debolezza in C7, l'altra debolezza alla base della catena è super difesa, il re non può accedere alla dei donna perché nero controlla la colonna D, quindi sembra che, penso che probabilmente Nepo qua si era già rassegnato e qua i giocatori decidono di ripetere la posizione perché continuare a giocare senza prospettive per entrambi sarebbe stato probabilmente solo uno spreco di energie. Quindi, secondo me, una partita comunque molto istruttiva. Ancora assistiamo a una guerra di trincea. Penso che Nepomniachtchi sta avendo alcuni vantaggi da bianco, ma non riesce bene a sfruttarli. E diciamo che credo che Carsten e il suo team, secondo me, poi magari mi sbaglio, in breve troveranno la falla nel suo gioco e il bianco si porterà in vantaggio. Questo è quello che penso, poi io tifo per il miglior gioco e che vinca il migliore. E speriamo domani di assistere a una partita avvincente, combattuta e con un risultato decisivo per uno dei due. Spero che la partita vi sia piaciuta e speriamo di vederci presto. Grazie, alla prossima. E ora per continuare che cosa posso fare?
Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!